sto urlando da mezz'ora. Viva Radio Baldini! Viva Radio Baldini? Sì, viva Radio 2, perché oggi sei tornato con la voce, quasi normale. L'hai riacquistata tu e la perdo io. Guarda, ti faccio notare il mio microfono, guarda com'è. Purtroppo c'ha. Mi son bevuto un boccione di Bellini di Canella. Salutiamo la signora Canella che c'ha. Sono qua alla rappresentazione. Ah sì, qua, dove sono i Canelli? Eccoli là. Grazie, la Canella. Ciao Canella, perché la Canella fa sto Bellini qua. Io sono astemio, non posso. Lasciami vivere. Scusate, il nostro tecnico si mette lì. La Canella, fa anche le cane. Allora, di cosa parleremo? Oggi avremo un ospite, non solo un ospite, oggi avremo 600 ospiti. Sì, infatti. In cui questa puntata sarà fustellata come le figurine. Le figurine fustellate da ospiti che arriveranno da tutte le parti, da Bologna, da Roma, da tutte le parti d'Italia. Di cosa possiamo parlare? Parliamo subito di Mike Bongiorno? Sì. Immediatamente. E su tutti i giornali. Su tutti i giornali, perché largo ai giovani, domani. Signori, Mike Bongiorno ritorna su Rete 4, debutta, un debutto a 83 anni. Lui ne ha 82, se mi sentissi, io gli do sempre uno in più, con un nuovo quiz che si intitola Il migliore amici ascoltatori. Sfida di intelligenza. Peccato non essere riusciti a trovare Mike al telefono, veramente un peccato, ma lui quando stacca il telefono, vede anonimo, non risponde. Io ci posso provare anche in diretta. Dai, proviamo. Così, ma proprio così dal mio cellulare. Fai come quando mi hai deviato a me sul telefono di Mike. Aspetta un attimo, vediamo, fammi sentire un attimo se c'è. Sentiamo. Se c'è lo chiamiamo in diretta, vediamo se squilla. Squilla, chiamatelo. Dai, subito. Presto. Pensa, eccolo qua, qui c'è Riecco Mike al quiz, vedete, è scritto sul Corriere della Sera, se va male chiedo la carità. Ha detto. Certo. E poi dice con Fiorello, lo dice qua, che vuoi dalla mia vita? Cioè, vi rendete conto, la Rai chiede i numeri a me. Vabbè, cioè, ma roba da matti, chiedono i numeri a me. Qua, questo qua. 340 eccetera. Eccolo qua. Poi dice con Fiorello, lui dice siamo irresistibili, ma possiamo lavorare insieme alla Rai o a Canale 5. Lui qui non viene di sicuro, mica è un bamba, ha scritto parlando di Rete 4. Non è mica vero. Figurati. Poi di che cosa possiamo parlare ancora? Sai che mi fa impressione? La Moratti. Perché? Che la fischiano sempre. È vero. Ovunque vada. Ecco, che non andasse a vedere una partita di calcio, che l'arbitro appena la vede gli fischia subito, specialmente urbani, non stasera. Stasera c'è Inter-Roma. C'è Inter-Roma. Sì. Grande partita di finalissima di Coppa Italia. E noi lì ci fermiamo alla Coppa Italia. Va bene. Del resto, dai. Altre notizie belle che attenzione. Sì. Silenzio. Pronto Mike? Chi parla? E indovina un po'. Ma non lo so, non conosco questa voce. Mike, dai, chi ti può chiamare? E indovina un po', oggi hai parlato di me su tutti i giornali, insomma, meriti. Guarda che hai ricevuto quel fax che ti ho mandato complimentandomi per il tuo show. Mike, io non lo spiritoso. No, non faccio lo spiritoso. Ma dove l'hai mandato il fax? Ma l'ho mandato a te, mi hai anche ringraziato. No, allora non si chiama fax, quello è un SMS, Mike. Ah sì, ma io non me ne intendo. Vabbè, mi ha mandato. Sì, perché lui mi ha mandato un SMS che Mike, siamo in diretta, volevo ricordarti. Hai fatto bene, perché altrimenti usavo qualche parolaccia nei tuoi confronti. Ma la può usare lo stesso. Senti, allora stai ascoltando. No, aspetta, diciamo l'altra sera mi fai parlare? Ecco, stai muto, Fiorello. L'altra sera, quando sono venuto al forum, sei venuto al forum? Io ero estasiato, ti assicuro, e adesso lo voglio dire pubblicamente a tutti, io ho 50 anni di carriera, in 50 anni non ho mai visto un artista col talento come hai tu. Tu sai fare tutto, sai ballare, sai raccontare le barzellette, sai cantare, sai imitare, non c'è mai stato nessuno come te. Signori, allora, detto da Mike Bongiorno, questa è la vera mia laurea ad onore. Ma racconti le barzellette? No, quelle non le racconto. No, ne ha raccontate. No, anzi, forse l'unica pecca, ne hai raccontata una che era un po' tipo doppio senso. È l'unica cosa è l'unica macchiolina della serata. Vabbè, ma scusa, Mike, io non racconto barzellette, Mike. Chissà cosa hai sentito tu, Cosa racconti? Delle freddure? No. No, racconto fatti veri. Senti, ma parliamo di te invece, non parliamo di finiamo questo discorso. Allora, mi raccomando, continua così, non ti montare la testa, e ti dico anche una cosa, che tu non hai assolutamente bisogno di fare televisione,
tu continua col tuo programma radiofonico, semmai fai un'apparizione all'anno in televisione come la Madonna, e poi continua le tue grandi serate, perché ho visto che ne fai 40-50 all'anno, e vai avanti così, ma non ti montare la testa, mi raccomando. Ci sei tanto tu che mi tieni coi piedi per terra. No, ma poi anzi adesso devo telefonare a tua moglie per dirle di tenerti d'occhio. Ah, ok. Perché non dire così, che magari sente, dice che ti ha fatto. Si spaventa. Senti Mike, invece parliamo di te, che domani torni in televisione, no? Sì, torno. No, cosa stai dicendo? Sono sempre stato in onda con Genius. No, ma torni con... Mi prendi in giro tutti i giorni. No, diciamo... Tutti i giorni eravamo in onda con Genius, adesso da domani sera... Ma non si dice Genius, Mike? Il migliore. Il migliore. Ok, ma volevo dire, torni con una nuova cosa. Sì, il migliore. È un grande show, è un po' troppo lungo perché purtroppo, come sai, sulle televisioni private vogliono allungare il brodo, perché? E quindi andremo avanti fino alle 11:15. Secondo me è troppo lungo. È un quiz molto interessante che ha grande successo anche in altri paesi, soprattutto in Inghilterra. E si chiama Il Migliore, e giocano le varie categorie professionali e leggiamo il migliore di tutta la categoria. E domani partiremo con gli insegnanti, i professori dell'università e delle scuole superiori. Quindi roba seria, quindi domande anche serie, anche difficili, Sì, poi in avvenire avremo i parroci, avremo architetti, ingegneri. A tutte le categorie, è bella questa cosa. Sì. Però purtroppo poi se ci sono i mondiali di calcio e quindi faremo 6 puntate e poi riprenderemo a settembre. Allora noi ci saremo tutti davanti al televisore, io no, sai, perché domani Mike sono al Palalottomatica a Roma, quindi ho capito. Domani sera ma figurati. Senti, ma quella robina della Rai com'è? Quale? Lo spettacolo che dovrò fare in Rai? Ma guarda, adesso ci sono molti cambiamenti, come hai visto. Quali cambiamenti, scusa? Non ho saputo più niente. Cambiamenti di cosa? Cioè nelle alte sfere, cioè quelli che comandano. Tu dici per le elezioni? No, ci sono dei cambiamenti, Rai, lo sai benissimo, no? Dopo le elezioni molti incarichi vengono cambiati. Però adesso io non ho più sentito niente. Quindi tu come sei messo con il centro-sinistra, Mike? Ma io non sono messo con nessuno perché sono apolitico. Sai cosa vuol dire apolitico? Certo, è l'alfa privativo, no? Ecco, è vero. Anche a Roma se uno dice stronzo vuol dire che no, è Baldini che fa le battutine da solo. Lo so. Senti, però io devo dire una cosa, dobbiamo fare tanto di cappello anche a lui, Grazie, perché non è tutta farina del tuo sacco. Certo, ma questo lo dico sempre io. Lo dico sempre, Mike. È bello parlare con Mike e vedere la sua foto sul giornale. Senti Mike, noi... Ci sono i giornali pieni, mi hanno detto. Sì, ovunque, Mike, ovunque. È troppo cancan. Te lo meriti, troppo? Vedremo. Troppo cancan. Senti, ti volevo far salutare da un bambino che è qua. Un bambino? Buongiorno signor Mike. Chi è? È un bambino che è di Genius. Sì, figurati. Mi fa una domanda, signor Mike. Sì, che domanda vuoi che ti faccia? Una domanda per vincere un premio. Guarda, ti do un compito. Sì. Allora, tu devi dare un bel calcione nel sedere a Fiorello. Sì. Hai capito? Me lo farà. Adesso glielo do. Va bene, adesso senti, ti lascio perché qua la mia minestra si raffredda. Ok? La minestra. Troppo comodo, Grazie. Mike, buongiorno. Sigla. Lelio Luttazzi presenta Hit Parade! Allora ci siamo ragazzi, novità in assoluto, notizie. Dolce & Gabbana vestiranno la nazionale italiana ai mondiali. Fra le novità, la gonna, pantaloncino e i tacchetti a spillo. Repubblica, cronaca, i campi di calcetto vanno bonificati perché l'erba artificiale fa male, lo sapete che è cancerogena, sì. Quindi appello di Sirchi a tutti i giocatori di calcetto, non fumatela perché fa veramente male. Allora,
Siamo pronti con questa trasmissione. Abbiamo un ospite che è arrivato subito, Max Biaggi. Eccolo. Buongiorno Max. Ciao a tutti. Ce l'hai un rumore di moto? Vai. Niente, non ce l'ha. Che moto è? Indovina, quiz. Questa è la brutale, quella tipo la tua. La brutale. No, Senti. C'è una roba. Questa è una macchina. È una macchina. È una Topolino. Panda. Adesso gli hanno fatto lo studio nuovo lì e sembra un pesce nell'acquario, veramente. Allora, Max Biaggi con noi, come va? Bella, riposo, in vacanza? Bello, tranquillo, rilassato. Rilassato, stai bene? Certo che però benino. dobbiamo dirlo, questo campionato del mondo senza di te manca qualcosa. Adesso non è perché sei nostro amico, lo diciamo per piaggeria, ma secondo me, l'ho detto prima a microfoni spenti, anche Valentino Rossi quest'anno sente la tua mancanza. Io sono convinto perché che quasi per lui, quasi ti telefona. Mi telefonerà. Io lo sapevo. Quasi quasi dice. Ma non ce l'hai il numero? Hai detto, io no. Perché tu parleresti con lui al telefono? No, te lo do, va. Tu c'hai il numero di Valentino Rossi, ma non ci credo, ma mai e poi si è autocancellato. Ma noi ce l'avevo. Però vedi anche Valentino vince, ma se non batte te non si sente bene. E tu non e piace, viceversa, no? Secondo me no. Voi che ne pensate, pubblico? Se potrebbe essere questa cosa? Pensa che c'è una foto. Io lo vedo triste, Valentino. C'è una foto sul cruscotto con lui, corri, pensa a me. Ce l'ha. Allora, con Max stai con noi tutta la puntata, quindi si chiacchiererà più del meno, perché adesso ci colleghiamo, signori, con chi ci certo, perché sapete che Ciampi non ne può più, non ne può più. Una giornata stanno dicendo di tutti i colori di fare il Ciampi bis, ma lui non basta, francamente ha 85 anni e 7 92. Ma lasciatelo stare, su. Come Andreotti, adesso basta, sentiamo sì. cos'è ma un'acqua strana. Va bene, allora proviamo a chiamare il Quirinale per sapere un po' com'è andata la giornata particolare di ieri di Ciampi. Sentiamo se c'è. Sentiamo se. Mi sa che probabilmente il centralista sta bevendo, ma non lo so. Sentiamo se c'è. Sai, sono un po' lunghi perché. Centralino del Quirinale, buongiorno. Buongiorno. Vi ricordiamo che dall'8 maggio cambierà il numero della famiglia Ciampi e la chiamata sarà deviata verso il nuovo numero di Ibiza, località Disco 47 New Sensation. Ho capito, quindi il presidente e signora si trasferiscono a Ibiza? Affermativo. Bene, ok. La signora Ciampi, Franca, ha già fatto partire 2 corazzieri in canoa da Ostia con i primi bagagli. Un po' lunga ci sembra. Senta, ma per prima cosa porteranno nella nuova residenza? Guardi, non sono fatti miei, ma io una sbirciatina l'ho data. Bravo, ci dica. Allora, qualcosa di estivo e non impegnativo. Allora, sandali bianchi con la zeppa di Dolce Gabbana. Un pareo vede e non vedo dipinto a mano da Marta Marzotto e un cappello a tesa larga dei solari Bilboa. Quelli di manifesti. Per il presidente invece una tavola da surf in marmo regalata ma regge? regalata dai marmisti di Carrara. Senta, quindi il presidente, anche se tutti lo vorrebbero ancora, ha deciso di non fare Ciampi bis, di lasciare in maniera definitiva il Quirinale, insomma. Guardi, che ne so, chiedetelo a lui, se volete lo vogliamo. Sentiamo, dai. Aurelio! Ancora. Da quando Bertinotti ha sbagliato, lui gli piace sta cosa. Gli piace. Ha chiesto di essere chiamato Aurelio. Va bene, ok. Aurelio! Secondo quelli da professionalità, proprio sì. Cari italiani e care italiane. Sì. È giunto il momento in cui sono molto contento a causa di un lieto evento verificatosi nella mia famiglia. Bene. Tutti arrivati dopo. Vabbè. Allora, presidente, come sta? Cos'è accaduto? Ci racconti un po'? La mia bis nipotina. Sì. E quindi io sono bis nonno. Sì. L'unica cosa è che i genitori della bambina, quei 2 bis bisnipoti. No, quei 2 bis che ecco. l'hanno battezzata Ginevra. Certo. Il nome di una città svizzera. Lei che è presidente. Ora dico io, Maremma geografica. No, non si arrabbi. Con tutti i bei nomi di patriotti, le città italiane che ci sono, ma chiamiamola con un glorioso nome
italiano. Come? Tipo cosa? Che ne so. A posto di Ginevra. Sì. Caltanissetta Ciampi. Bello come nome. O Rocca Monfina Ciampi. Senta Presidente, lei ha già visto la sua nuova nipotina? Ieri mi sono precipitato nell'atrio del Quirinale ad accoglierla. Va bene. Ho visto arrivare questo tenero frugoletto. Piccola. Piccolino, con pochi capelli arruffati. Bene. L'ho preso in braccio. Sì. Ma un corazziere mi ha detto: Presidente, questo è Berlusconi che è venuto a dare le dimissioni. È un equivoco, del resto Berlusconi è molto ringiovanito negli ultimi tempi, Presidente. Poi finalmente mi hanno dato in mano la piccola bisnipotina e appena si è visto ha detto la sua prima parolina. Precoce, cosa ha detto? Mamma, papà? No. Repubblica presidenziale. E con questo vi saluto. Bene. Viva l'Italia. Sì. Viva la Plasmon. Vabbè, viva la Plasmon. E viva i Pampers. I pannorini Pampers. Grazie al Presidente. Grazie. Eccola qua, una delle nostre scoperte, caro Max. Senti questa. Chi è? Questa canzone meravigliosa. Sembra una sigla di Formula 1. È una cosa, sì. Gli F4. Si chiamano gli F4, sì. canzone che noi lanciamo. Ecco, bravo, l'ha fatta ripartire, lanciamo qui da Viva Radio 2. Chi sono? Devo dire che hanno successo, ad esempio, uno dei grandi successi lanciati da Viva Radio 2 è sicuramente Mahler. Pensate, Mahler, quello che canta Il demone del tardi, oggi sarà qui. Bene. E il pubblico potrà vederlo in faccia, quello che canta. Quello, quasi. Adesso ci gustiamo questo Fammi un sorriso. Senti che bella. Tu con la tua ragazza, la Pedron, vi abbracciate. Come si fa a parlare se non ho niente da dire, se non ho fiato per È un misto tra Bee Gees e Giardino dei Semplici. Come si fa a piacere agli altri senza farsi del male, ad orientarsi su una barca in mezzo al mare? Come si fa a cantare una canzone d'amore o una musica senza parole? Fammi un sorriso dei tuoi, fammi un sorriso e poi dimmi che una lacrima è una scusa per non dirmi una bugia. Fammi un sorriso dei tuoi, fammi un sorriso. Come si fa a toccare suonare il tamburello? Se si galleggia in un bicchiere mezzo. Ferma la musica, scusa. Alt. Cremonesi ha detto che dai. ha detto Ho detto infatti, non è facile. E rideva però. Secondo me il tono è sarcastico. Senti, vorrei dire, cretinetto, guarda che stava andando a tempissimo. Sì. Possiamo andare avanti così 6 Sì. ore adesso. Senti. Adesso no, ma stavo andando a tempo. Sì, tu non sì. mi puoi interrompere Mentre lui io sto tamburella. espletando le Certo. mie funzioni di. Oh, ragazzi, sereni, guardate che è arrivato. Sì. È arrivato Mazzi, Chi è? organizzatore di Sanremo. Mazzi, dove vai? È scappato! Subito, È scappato, Mazzi. È scappato Mazzi! Ma non era il prete, No, l'altro- non era Donna. È quello che non ha preso i voti, era Sì, qui sì. di passaggio. Cosa ci ha dato? Cosa ha portato? Vediamo la partita del Cuore Verona 2006, stadio Bentegodi, lunedì 25 maggio. Verona. Nazionale e cantante Bus Italia Mondiale. Versus. Ma non ci credo! Allora signori, una incursione al volo. Vi dico subito: Gianni Morandi, Pupo, Enrico Ruggeri e Paolo Belli, tutti al volo. Ma che si incontrano con Max Bianchi, si salutano, casino totale. Ciao. Allora, che bella sorpresa, Morandi. Ciao. Come sta? Fate sentire le voci.
Allora, ciao. Ma non c'è la sedia per aspetta, una alla volta. Allora, Paolo Belli. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Pupo. Ciao a tutti, buona mattina. Enrico Ruggeri. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Gianni Morandi. In braccio a Max Biaggi. In braccio. No, è in sella Max Biaggi. Sì. Allora, abbiamo le carte, tira fuori Pupo perché qui c'è anche. No, per carità. Hai visto l'articolo? Siamo sul giornale, siamo tutti e due. No, c'è un articolo su Corriere della Sera, cronaca, pagina 21. C'è scritto: perso 50 milioni al gioco, i grandi sconfitti del casino. C'è la foto di Rooney, il calciatore, poi c'è Ben Affleck, poi Michael Jordan e Marco Baldini. Ma ti rendi conto? Sono pazzi. E tu dove sei? No, ma Pupo, tu fai parte della categoria quelli peggio. Sì. sono peggio di quelli. Lui è peggio, Sì, lui è. Penso che... Si può dire più peggio? Più peggio, sì. Ragazzi, allora io presumo che qui si parli di nazionale cantanti italiano. Ho visto uno spot in televisione che vi dà in prima serata su Rai 1. Quando? Domani sera. Domani sera. Morandi. Sì, Morandi è domani. Io volevo giocare, capito? Siamo stasera. Così guardavano. Tiri la rete. Tiri la rete. No, vabbè, sbaglio. Dai. Ma che pubblico è questo? Cosa? E questo è un pubblico scelto. No, è radiofonico. Ah, radiofonico. Quindi non si vede, non si deve vedere. Sono un pubblico che viene qua. Ma sono tanti, Sono tanti, tu non li hai mai sentiti. Senti che roba, vai. Sono tanti, Scusate, dalla curva sud. Prima di parlare, per far capire che una sorpresa, io avevo avuto un guarda che vi sto dando, guardate cosa vi sto dando. Vi sto dando dei fogli di carta, stiamo consigliando dei fogli di carta. Leggi, le tonalità non me ne deve fregare nulla delle tonalità, dovete solo mettervi la cuffia. E noi abbiamo pensato di miscelare 4 successi di questi grandi artisti che ci sono qua, tutti mixati ma senza prove. E questa è la cosa. Beh, però posso dire una cosa, posso baudeggiare. 2 dei 4 musicisti hanno cominciato con me, che sono Compress, Antonello Corraduzza, detto Montapoi e eccolo lì. Il maestro Cremonesi? È il maestro Cremonesi. Ma non ci credo. Lo scrondo. Lo scrondo era con te. Ha iniziato con me in Russia. In Russia! E Pacciani con me in Russia anche lui. Ma questo non depone a vostro favore. Ma era quel Pacciani. No, Pacciani ha suonato anche con me, Sì, Pacciani. Diciamo che Pacciani è Massimo Pacciani, Massimo Pacciani, nulla a che vedere con l'altro Pacciani. Allora, ci siete ragazzi, questo è un medley che abbiamo preparato giusto per voi. Attenzione, vai Cremonesi, parte. Con gli occhi bene aperti chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere e ci facciamo male se la pressione sale, poche parole ci precipita il fermale giù. Possiamo cantare? Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto un bordone? Cosa ci prende? Cosa si fa? Quando si muore davvero? Mistero. Parlami di te, bella signora, parlami di te che non ho paura, parlami di te, dei tuoi silenzi, signora solitudine, signora solitudine. Nemmeno una nuvola su di noi, l'amore è una favola su di noi, se tu vuoi volare, na 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 na, non solo noi, solo noi, na 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 na, noi solo noi, solo noi. Sotto questo sole bello pedalare, se
che sapeva gli attacchi era Cremonesi, ma se non lui non li canta. Tu non l'hai mandato, gelato al cioccolato. Questa è la canzone che ha cambiato la musica leggera italiana. Sì, e lui anche gelato. Questa! Allora, è vero? È vero? Non so se avete notato che non abbiamo fatto Si può dare di più per non bruciarvela, perché sicuramente la serata sarà come minimo sigla Si può dare di più, no? Anche perché stiamo dando il massimo ora noi stasera. Anche perché è l'inno dell'Inter. Dopo domani sera. Dopo 19 anni. La ricantiamo finalmente insieme nella versione integrale con quelli veri. E Tozzi? Con Umberto Tozzi. C'è anche Tozzi. Va bene anche Tozzi. C'è anche Umberto. Anche Umberto mi piace. Come i Police. Ritorniamo è come i Take That che ritornano. Esatto. Sono ritornati i Take That insieme con Robbie Williams. Quindi sarà una grande festa. Noi ci siamo? Sì. E tutto questo verrà mandato in onda da voi? No, speriamo anche di averti lì. Poi ma tu sai che io ho impegni di placenta. Portare anche la. Beh, allora Susanna. molti di noi non potrebbero venire. Anche tu? No, Paolo Belli. No, lui è così di natura. Che c'ha la placenta. Esatto. Ragazzi, avete un attimo di pazienza, che noi abbiamo un collegamento con un personaggio che forse conoscete al volo. Sì. Sì, lo smemorato lo conoscete. Di Cologno. Come no? Un attimo solo, perché Sì. sennò se lui c'ha i suoi tempi. Lo so. Se non lo chiamiamo a quest'ora, poi dopo va via. però rimanete. Max, ti sei ritrovato qui, campione? Ha cantato anche lui, devi lo so, sentire lo so. Gelato cioccolato. Dai. Allora, sentiamo se lo smemorato ci risponde. Vediamo un po'. Pronto? Vedrai. Che vedrai? Non sono finito, sai. Non so dirti come e quando. Sì. Ma il governo finirà. Smemorato? Buongiorno. Insomma. Come va? Insomma. Ci sembra- Prima che lei mi chiedesse come va. Vabbè, già presumeva che gli facessi sta domanda. Esatto. Ci sembra in effetti un po' giù, di morale. vedi? Come la sensazione, ma è solo credo la sensazione che Sì. sia finito qualcosa. Non è molto bello. Cosa può essere, scusa? Non lo so, ma mi rimpiangerete. Perché? Cosa c'entra? Non lo scusa? so, ho sognato stanotte. Guardi, ho fatto un sogno in cui uscivo da un palazzo e c'era della gente che mi fischiava e della gente che mi applaudiva. E alla gente che mi fischiava gridavo: mi rimpiangerete, mi rimpiangerete. E a quelli che l'applaudivano cosa diceva? Vi assumo tutti, vi assumo tutti. Ma che strano. Esatto. Chissà cosa vorrà dire vi assumo tutti. Non lo so, io non ho più niente. Ho lasciato tutto a mio figlio. Figlio? Quindi lei è un figlio allora? Ho detto figlio? Sì. Sono cose che mi vengono dagli anfratti della memoria. Ma allora io ho un figlio? Pare. Ma è meraviglioso! Ho mandato mio figlio sulla terra, il Salvatore! Ma roba da matti! Senta. Ma è incredibile! Guardi, siamo a un punto cruciale. Dica! Si sforzi che ci siamo, si concentri. Sì. Allora, come si può chiamare suo figlio? Vediamo un po'. Un aiutino? Ma quale aiutino? Scusi tanto, non è un quiz. Stiamo cercando di recuperare la memoria. Allora, si sforzi di ricordare come si chiama suo figlio. Io come mi chiamo? Non lo sappiamo, la conosciamo come Smemorato di Cologno o Smemo anche, non so. Pier Smemo? Ma cosa c'entra? Pier Smemo, come le sembra? Ma Smemorato non è un nome, cosa c'entra? Gesù. Pier Messia? Ma perché Pier, scusi? Ma le piace tanto Ma questo non lo Pier? so, deve essere che mi piace tanto il nome Piero. Mi dica, chi è un Piero famoso? Fassino. Aiuto. Una nuova crisi. Di nuovo, Presidente. Una nuova crisi. È di infermiera. L'ambulanza, lo stiamo perdendo. Nella fine. Ce lo siamo giocato, lo Smemorato di Cologno, eccolo. Paolo Belli al microfono. No, volevo chiederti una cosa, ci puoi raccontare della tua partita in nazionale cantante? Perché io ero in nazionale cantante per un periodo, breve periodo così, no? Anche breve ma intenso. Perché io non sono uno di gruppo, io soprattutto nel calcio lo riconosco, non passo mai la palla, non passo mai la palla così, però partita a Cesena, mi ricordo a Cesena, giocavamo contro una rappresentativa di beneficenza, non so esattamente, tutti stranieri. Allora iniziamo a giocare, io gioco alla destra, inizia la partita, dopo non so 10 minuti
10 minuti, un quarto d'ora, mi arriva una palla dal centrocampo, io da brava alla destra cosa faccio? Vado incontro al pallone per ricevere palla, il terzino mi segue, appena tocco palla mi entra in scivolata, neanche fosse la finale di Coppa del Mondo, mi solleva da terra, così, bene. Io cado con la gamba storta e mi faccio crociati, collaterali, 2 menischi e frattura del piatto e l'autoradio, cioè il massimo che uno si possa fare in una cioè, Ronaldo ai tempi ebbe meno di me. E allora, aspetta, ero per terra, tutto ciò che io sentii fu un rumore sordo dentro il corpo, così. Vedo le stelle, sai quando si dice subito, proprio quelle di Milli Carlucci, le stelle che quelle che ballano, quelle di Milli Carlucci, e vedo proprio le stelle e riuscì a urlare, fece un fortissimo, che il dolore è lancinante. In tutto questo Gianni Morandi col suo sorriso positivo da eterno ragazzo mi viene incontro, si abbassa, mette le mani, e tu sai che cosa vuol dire, si cinge la vita, così mi guarda, mi tende la mano, stanno arrivando i massaggiatori e i medici, li blocca con l'altra mano e dice no, fermi lì, dai Fiore, su, alzati, sta fingendo. Io ero morto, se non che arrivò il professor Rossetti che guardò il ginocchio, guardò loro e disse, sai come si fa con le mani? Finita. Cambio e rotto. E ti portò lui in una mano, e mi portarono poi lì. E devo dire però che Gianni Morandi il giorno dopo venne, 3 giorni dopo venissi io, poi mi portarono a casa, arrivasti a casa mia, suonò la porta, io stavo da poco con mia moglie e lei non poteva mai immaginare, apre la porta e si trova Gianni Morandi. Ma l'ho trovata un po' incavolata quel giorno. Perché tu si vede che gli avevi detto, lo sai che quel pazzo di Morandi mi ha fatto. No! E lei era un po' così, che è stato. E poi ci ho messo 9 mesi per come un bambino. Ma chi era il terzino? Si può dire, no, il terzino era uno belga e mi mandò anche mi ricordo un telegramma in francese, excusez-moi, j'ai tout des bois, j'ai les genoux. E tu gli hai risposto? No, ma ha detto in maniera proprio in francese, de da via al cul, persi spettacoli, programmi che dovevo fare, perché per 9 mesi stavo tutti i giorni, insomma. Ma la moglie del belga come avrebbe interpretato la cosa? In francese? Je sais pas chi. Siete così volgari. Certo, come chiamate voi ginocchio frantumé? Menisco crociato. Perché Carla, ma perché? Esagerazione. Ma perché esagerare? Voi come lo chiamate? Cosa? Il ginocchio frantumato. Non te lo posso dire, lo so. perché se mi ricordo quelli che ho passato, certo. Socas. Ecco. Che in francese vuol dire ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi. Okay. Ditemi. Abbiamo a proposito, abbiamo una radiopromozione, perché anche alla radio c'è. Arriviamo dopo Canella, con Ruggeri Morandi, Pupo Paolo Belli e Max Biaggi al box in questo momento. E al box. Il Bellini di Canella è un aperitivo composto da 2 parti di spumante, una parte di succo e polpa di pesche bianche e alcune gocce di lampone di bosco che gli danno il caratteristico color rosa. Le pesche della tenuta Canella vengono lasciate sull'albero finché non raggiungono quel perfetto grado zuccherino e quel profumo che solamente la maturazione al sole sulla pianta può garantire. Regalatevi un Bellini di Canella da gustare freddo per brindare con chi amate. Ci siamo di nuovo. Eccoci, viva Radio 2 da Via Asiago. Oggi siamo in metà di 1000. C'è mezza nazionale cantanti. Eccoci. Allora aspetta, salutiamo i ragazzi che devono andare a fare le prove per questo speciale che andrà in onda domani. Apritemi il microfono se aperto, se volete. Sentiamo benissimo. È la cuffia che era sbagliata, scusate. Era la cuffia sbagliata. Quindi salutiamo Gianni Morandi, ciao Enrico Ruggeri, Enzo Ghinazzi, Rinarte Pupo, grazie. Paolo Belli. A domani. A domani, non mancate. Ciao. Si può dare di più perché di noi si può dare di più senza essere eroi. Come fare non so. Basta, finita. Grazie ragazzi, ciao, alla prossima. Ho letto il film.
Allora, stiamo chiamando Cuba. Forza, Fidel, Ecco. sedetevi. Gianni Minà. Forza. Dove stai andando con tutti quei soldi? Fidel, non farlo. Che Ancora fa? non l'hai capito. Guarda che li perdi tutti. Non scommettere sull'Inter, Fidel. Vai a comprare del fumo con quei soldi che è meglio. Va. Signor Minà, buongiorno. Buongiorno. Sa che non si parla d'altro qui in Italia della sua prossima candidatura alla carica di sottosegretario agli esteri? Ma certo, una carica eroica, di prestigio, di alto valore politico, anche di forte responsabilità. Bene. Ma quanto si guadagna? Quanto guadagna un sottosegretario? Adesso non lo è so. vero che ho diritto a rimborsi spese? Ma non ho idea, scusi, di quanto possa guadagnare. Piuttosto abbiamo letto la sua intervista sul Corriere. Ma è vero che lei non stringerebbe mai la mano a Bush? Assolutamente no. Se dovessi incontrarlo farei di tutto per stringergli la mano e dargli una pacca sulla schiena. Addirittura una pacca sulla schiena? Certo, con la scusa della pacca gli attacco sulla schiena un cartello con su scritto Bush è un cowboy gay e lo faccio girare così al palazzo di Veneto dell'ONU per tutto il giorno. Tutto ovviamente fra l'ilarietà generale. Senta, ma come mai è stato scelto lei per questa importante carica? Ovviamente per le mie conoscenze nel mondo latinoamericano. Tipo? Gabriel Garcia Marquez, Rigoberta Menchú, Evo Morales, López Obrador, Claudio Polcaniggia, Guillermo Vilas, Teofilo Cubillas, Toquinho, oppure il presidente brasiliano Lula, certo. che quando veniva a Roma dormiva a casa mia. Lula dormiva a casa sua? Certo, andavamo a ubriacarci dal re del cacio e pepe, la fiaschetteria di Cesare Fazioli. E poi prendevamo Lula ubriaco come una cucuzza e lanciavamo in aria gridando Lula hop! Certo. Un rigore a porta vuota. Sì. Senta, Forza. chi erano i protagonisti di queste notti romane? Non gliel'ho mai detto. No, Glielo ripeto. Beh, ce lo dica. Eravamo io, Fidel, Ivan Pedrosa, Paco Pegna, Sotomayor, Teofilo Stevenson, Lando Fiorini, Odoacre Chierico, Felice Sandreani, Paolo Poli, Lina Sastri, Marianne Faithfull, Raffaele Pisu, Lauretta Masiero, Lalo Tigiani, il Dalai Lama, Bruno Pesaula, Gino Santercolo, le Bengals, Antonello Cuccuredda e molti altri. Ma se vuole qui delle foto ricordo. Di che foto si tratta? Ce le descriva un po'. Ho qui davanti a me delle foto con Aristotele Onassis mentre con un retino da pesca ruba i soldi della fontana di Trevi. Onassis. Poi guardate questa foto di Toshiro Mifune al Gianicolo, tutto bagnato perché aveva pisciato contro vento. Vabbè. Poi c'è Monsignor Milingo a Trastevere mentre canta Osteria numero 20. Benissimo, grazie, finiamola qua. E poi c'è una foto che riprende Joselen con una bottiglia di cedrata da Tastoni nascosta nella patta per dimostrare la sua virilità ad Amanda Lear. Ma ho qualche dubbio qua, però. E poi c'è Andrea Sanna che litiga con Sebino Nela per una precedenza non data. Ma chi è sto Andrea Sanna? È il bidello dell'università della seconda età frequentata da Mario e Pippo Sant'Anastasio. Allora, ecco. E con questo vi saluto. Grazie. Viva Cuba e viva l'Havana Club. Grazie, e signor anche il Minà. Pampero. Arrivederci. Max Biaggi. Eccolo. Max Biaggi. Punto. No. Max Biaggi. Io volevo dirti, noi tra parentesi, la nazionale dei cantanti li abbiamo. Ah già, c'è la nazionale piloti, no? Abbiamo date Chi tante gioca volte. nella nazionale piloti? I soliti. Capirossi? No. Fisichella. Piloti, tu giochi con i piloti delle Formula, macchine? sì. Fisichella, c'è Schumacher, Massa, Prendilo Alonso, sulla fascia. Trulli. Tutti velocissimi. Punto, non c'è verso. Motociclisti pochi. Pochi? Sì. Chi gioca a calcio dei motociclisti? Allora, insieme c'è Dovizioso e Kilimas è fratturato tutto. Chi? Per Francesco. Pensavo quello dell'Inter. Io pensavo Chili. No. Chi è Francesco Chili della Superbike, ma no, 2 settimane fa si è fratturato bacino, tutto è distrutto e tornerà tra qualche mese. Anzi, quando voi se parlate... ci sente, salutiamo Francesco Chili. Ciao, Chili. In bocca al lupo. che si rimetta, va. Il bacino si può anche fratturare l'osso iliaco, ma pensa che dolore. No, si è fatto che dolore. un bel po' male, immagino.
Poi voi motociclisti, insomma, tu quante fratture hai nel corpo? No, poche, aspetta che non Contale, posso dirti vediamo. cosa sto facendo in questo momento. No, quante ne hai già fatte? Forse un paio, uno. Due, sono poche. fortunato. Io mi ricordo, aspetta, chi è uno che aveva aspetta, sì, che non c'è più Barry Sheen. Barry Sheen quante ne aveva? Come non c'è più? No, se n'è andato. Ma davvero? Sì, un paio d'anni fa. Vedi? Non me lo ricordo. Barry Sheen quante fratture aveva? Tutto quello che si può fratturare un uomo, lui ma tipo 40 fratture. 40 fratture. Beh, ai tempi era difficile, quando si cadeva una volta ci si faceva male, oggi un po' di meno, no? No, oggi un po' di meno, ma ovviamente migliorano tutti i circuiti, le tute, i caschi, tecnologia va avanti. Uno, diciamo, il plurifratturato degli anni moderni è Kevin Schwantz, che non corre da qualche anno, però si era fratturato tutto. Di dov'è? Texano, sì, i texani sono sempre. Si allenava con i cowboy. Pensa di stare a cavallo, capito? Lui invece. Come essere a cavallo, sì. Perché bella sensazione deve essere cadere a 250 all'ora, Sì. È vero? Sì. Il problema è che loro non si fanno male quando cadono a quella velocità. Noi, se caschiamo con la vespetta a 20 già ci facciamo male. Via con la di Rienzo, poi ti dico, sì, bello. Con il pavé, immagini col che pavé, mamma mia. Tu sei mai caduto in moto? Sì. 1000 sul ghiaino, con la Vespa, sai, sul ghiaino. Io mi ricordo una volta caddi, ero ad Augusta, controsenso. Sì. Vidi il pullman con la vespetta senza casco, frenai, non scivolai. c'era il casco allora, no? Io mi lanciai dalla Vespa e la Vespa scivolando andò sotto il pullman. Bene. E quindi la gente quando vide la Vespa sotto, Dio, morivo. Invece io ero di altra parte, giustamente. Giustamente, meraviglia delle meraviglie. Ma non c'era il casco allora? No, casco neanche la targa da loro la targa ce l'avevo grattugiata. Documenti pochi. Senti Max, ma è vera la leggenda che si narra di te, no? Che tu mai salito su una moto andasti fino a 18 anni, che solitamente i motociclisti iniziano a 15, 16 che? 14. Ma che dici? 5-6 anni già stanno già sulle minimoto. Che fa, scherzi? Lui mai visto una moto, 18 anni, senti, qui c'è un circuito, fatto in giretto e fece il record della pista qua. Quasi una cosa del genere, esatto. Con una moto con gli specchietti, esatto, tutto esatto. Una moto appena ritirata dal concessionario, anzi la ritirata senza rodaggio, un mio amico l'ha ritirata perché io non ero ancora capace di cambiare le marce con la frizione. Ho detto guidala te, io sono montato dietro. Da lì a un mese sono andato al circuito a Vallelunga a guardarlo, lui che era amante delle corse, e c'era la possibilità di provare in pista. Mi sono comprato tutto l'abbigliamento che serviva e subito benissimo. Sicché c'era una persona lì, ha fermato mio padre, diceva però tuo figlio corre bene. Quanto tempo è che corre? È la prima volta. Beh, questo vuol dire avere talento dentro, dentro, perché e da lì è iniziato. Esatto. È iniziato così. E invece come mai, domanda da $1 milione? Ciao Max, come mai non sei al campionato del oggi mondo? Ero da Antonini, ho preso un coffee. No? Ah sì? No, non ci sono perché una serie di cose quest'anno hanno fatto in modo che io non partecipassi, però per me non è finita così, mi sto allenando quotidianamente. Ogni giorno? Ma sì. Come t'alleni nel senso fisico, proprio palestra? Ma oltre a tenermi in forma con le cose normali che ho sempre fatto, ma anche con la moto. Con una moto cioè sollevi la moto? Da super motard, che è una moto da cross con le gomme lisce, insomma una specialità. E quello serve come allenamento, la super motard? Ma sì, perché è un po'. Guidare la moto in un modo un po' estremo, tutto in derapata, con la moto che scivola da tutte le parti. Il bello è non cadere e fratturarsi. Quando ci riesci cominci a capire qualcosa. E io è un po' di anni che lo faccio. Mi sono già fratturato, ho già dato un anno fa. Però lui c'ha il ditino, ecco mignolo, qua, vedi, questo è il portagiacche. Io lo metto sempre così. Si mette così, ma quando se lo ruppe al Mugello guidando arrivò ancora secondo, esatto. Con le fratture arrivò secondo. Esatto. Senti Max, ma prossimo anno ci sarà speranza di vederti? Sì, io sono sicuro che nel 2007 ripartirò. Questa è una bella notizia, Giorgiana, una bella notizia questa, Sono sicuro che ci sarò, però ecco. Posso chiederti il team? No, al momento non ho ancora. Team italiano? No, al momento no. Team giapponese? Team turco? Ancora non ho, però ci sono le buone. C'è una buona volontà di con farlo. la Piaggio che fa una moto per lui, non sarebbe male. La Piaggio? Ripartiremo, ecco, secondo me il 2007 mi rivedrà di nuovo ai cancelli di partenza, non quelli del portone, no? Ma proprio quella, proprio la partenza vera. E non so ancora se
vedremo. No, ci fa molto piacere. Rimani con noi, qua Max, perché ora ci collegheremo con nessuno. No. Ma io devo farvi delle domande. Eccola. Ve le devo fare. Ve le posso fare delle domande? Falle, dai. Demoniato. Ehi, ciao Marco. Ciao, uomo. Ciao di Max, sai come perché. stai? Lo so. Devo chiedervi delle cose. Tu sai perché? No, io sono non sapente. Ma perché non sai? Perché non so. Ma tu dovresti sapere. Senti, sai perché se naufraghi su un'isola con Claudia Schiffer e lei si fidanza con un babuino, forse non sei tanto carino. Probabile. È probabile, sì. Senti, questa è veramente intelligente. Sentiamo. Te la devo dire. Vai. Te la devo dire. Sai perché se Polifemo fa l'occhiolino a una ragazza va a sbattere? Mi vergognavo un po'. Ma non la so. Dunque, ma non la sapevi? No, quindi ha fatto il suo effetto. Certo. Vai, uomo di sai perché. Vai. Vabbè. Dai. Senti, sai perché quando c'è il cielo pecorelle, quella che ti cade addosso potrebbe non essere grande? Pallini, però non lo so neanche questo. Mi spiace. No. Senti, te la dico? Sì. Vabbè, è molto cinica. Vabbè, però. Ma sì, ma no, le cose vanno sapute. Dai. Senti, tu sai perché il signor Bontempi è contro la donazione degli organi? Ho un vago sospetto, ma non la so. Invece bisognerebbe essere favorevoli alla donazione degli organi. Tu sei favorevole alla donazione degli organi? Ad esempio, quando tu lascerai questa terra, lascerai il mio organo a canne? No, lascerai in eredità il tuo mento. Che uno. Ci vuole un museo, ci vuole. Senti, sai perché Letizia Moratti il prossimo 1 maggio farà una gita fuori porta? Ho idea, ma non lo so. Mi dispiace, vabbè. Va bene, era l'ultimo dei 6 perché casomai dopo torno, va bene? Va bene. Mi saluti Max Biaggi? Sì, te lo saluto. Max Biaggi quando fa cambia le marce. Quei scali. Sembra la copula di un montone, sembra. Allora, eccoci. Ci siamo quasi, ragazzi. Guardate chi è arrivato con noi, visto dal vivo, Mahler. Ciao. C'hai già un pubblico, Mahler. Allora, Mahler, raccontalo tu cosa è successo. Allora, quel giorno. Parto dal giorno prima. Attenzione. Perché mia moglie, che è siciliana come te, mi disse, forse per un intuito isolano: senti, c'è Fiorello a Bologna. Ti prendi un giorno di ferie, vai. Te? Perché tu lavori? Sì. Che lavoro fai? Faccio attualmente l'impiegato in una scuola. In una scuola? In una scuola, all'Istituto Agrario di Legnago. Dentro una scuola? Rispondo al telefono, timbro. Boccia le persone? No. Timbro, scrivo al computer. Bene, allora ti sei preso quella giornata di vacanza? Mi sono preso quella giornata di vacanza, io che ero nella fase ma perché scrivo le canzoni? Ma perché lo faccio? Nessuno mi vuole, nessuno mi prende. Esatto. E spinto da questa illuminazione di mia moglie sono partito col treno prima. Perché da dove arrivavi? Da Nogara. Nogara, che è provincia di Verona. Tra Verona e Mantova. Però tu c'hai un accento bolognese. Io abito a Ostiglia in provincia di Mantova. Ho capito che già è ex Emilia Romagna. Una serie di intrecci, di accenti. Comunque sei arrivato alla sede Rai di Bologna. Piovigginava. Ho fatto tutto il giro del palazzo per vedere se c'erano delle uscite strategiche, delle entrate strategiche, anche perché non sono abituato a fare questi agguati. E tra l'altro era il piano B quello, perché volevo venire vestito da cespuglio. È matto forte questo. Invece mi ha beccato l'uscita. Grazie, adesso normale. lo posso dire, grazie alla complicità del portiere della Rai di Bologna, che fu di una gentilezza. E che ti disse? Sta arrivando, adesso esce da qua. Mi disse: guarda che forse è arrivato. Addirittura. Porca miseria. Io mi stavo mettendo a piangere. Addirittura. Perché avevo la sensazione che ce l'avrei fatta a consegnarti il disco. E quindi mi stavo allontanando. Sai che è veramente facile invece, qui ci mancano 6 miliardi di CD ogni giorno. Chiunque incontro mi dà CD, ti giuro, ognuno. Ciao Fiore, ciao. È vero, Ciao. Sì, ti giuro, tutti.
Allora io stavo uscendo, abbassai il finestrino della macchina perché al volo ti dissi lui al volo, è solo un CD, perché noi dovevamo andare non so dove di fretta, devo scappare da me qua, dammelo io l'ho presi e lo misi subito, cioè tu me lo desti? Sì, giusto. Desti, perché sai, desti mi sa un po', sì. ecco, desti. E io lo aprì e lo misi in macchina e lo sentii, praticamente tu quando vedesti la macchina girare l'angolo, io stavo già ascoltando il tuo disco. E a me avevi detto che l'avresti ascoltato fra un anno, per cui invece no, è arrivata come una sorpresa. L'abbiamo messo la tua subito, telefonata. No, perché io dico sempre così, perché ne ho talmente tanti, ne abbiamo tanti da sentire, che in questo momento, anzi, facciamo un appello a tutti quelli che hanno mandato e non sentono nulla, è perché non ce la facciamo proprio fisicamente a sentirli tutti, perché ce ne sono più di 1500, sono veramente troppi. Quindi tu sei stato fortunato che l'abbiamo sentito su, perché soprattutto che ci è piaciuto, l'abbiamo messo in onda. E che cosa è successo poi? Da quando l'hai messo in onda? Sì, che qualcuno ti ha chiamato. Ah sì, è successa una cosa meravigliosa, infatti sia io che Giancarlo Di Maria, che ha curato gli arrangiamenti, siamo rimasti sbalorditi quando dopo 2 o 3 giorni tu in radio dicesti, giusto? Dicesti. Io dissi che c'era una casa discografica che vi aveva contattato per questo pezzo. Esatto. Per cui noi abbiamo iniziato a telefonarci, dico Giancarlo, ma sai niente tu? No, pensavo una cazzata che avevo detto io. E invece era vero. La prima volta riesce a consegnarti il disco, lo chiama la casa discografica dopo 2. Giochiamo la trissa insieme dopo. Se vuoi volentieri. Scusami, che sei troppo fortunato. A questo punto abbiamo pure parlato tanto. Io ti farei cantare. Grazie. È un po' emozionato, devo dire. Mahler, nome d'arte Mahler. Allora Mahler, suonata dal maestro Cremonesi. Sì, da qui si canta bene, ora mettiamo il reverbero. Mahler dal vivo, Il demone del tardi. Vai. Tastiera più alta. Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da troppo cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo. Lei scende le scale, consola me, le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù. E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai. Grazie. E ricordando che non tutti i Mahler vengono per nuocere, poi ti facciamo veramente in bocca al lupo. Però adesso segnalati 50 qua fuori dalla radio, segnalati 50 cespugli con CD in mano all'uscita di Via Asiago. Ecco, allora volevo dire, Mahler, portaci un'altra canzone, così cominceremo a metterne un'altra, perché questo ormai è il demone del tardi, daccene un'altra. Sarà fatto. Noi ce l'abbiamo, possiamo attingere da quel CD che tu mi desti? E nel CD di Viva Radio 2, fra l'altro. Tra l'altro abbiamo messo anche nel CD di Viva Radio 2 che uscirà il 12 maggio. 12 maggio. Sa tutto.
Mi raccomando, prenotatelo. Ma uscirà anche nelle edicole per caso? Qualcuno mi sa dire qualcosa? So. Edicole? No, farmacia. No, esce solo nei negozi. Edicole? Sì. Anche nelle edicole mi dicono, quindi prenotatelo, non ha detto l'avvocato, c'è l'avvocato. Tra l'altro volevo salutare anche mia sorella che l'ho intravista, che intanto mia sorella si arriva, vedi qua, sta parlando di te. Mia sorella Catena. Insomma, è in edicola. Catena, che sei la scrittrice della famiglia. Sì, lo so. Infatti ho chiesto l'esame del DNA perché è impossibile, una che scrive in famiglia mia, ragazzi, è una cosa che non si è mai vista. Ma scrive romanzi veri, Sì, lo so. con un inizio e una fine e anche un mezzo, c'è anche la prefazione e la dopofazione. Sì, l'indice anche. L'indice, tutto. Nomi, tutto. Come si intitolerà il romanzo? Ti faccio un po' di promozione, se è mia sorella vuoi che non ti faccia la promozione gratis pure, scusa, è in conflitto. Anche la copertina, c'è il titolo. Ti faccio anche il conflitto di interessi. Allora, dimmi. Però esce a settembre. Come si dice? Pier Catena. Libreria Piccirida. In inglese vuol dire bambina. Piccola. Sì. Lei si chiama Pier Catena. Sì. Pier Catena, va bene. Pubblicità, abbiamo la pubblicità. La serranda è ogni giorno più pesante? È ora di installare un motore per serrande Elsamec. Lo installi su e non ci pensi più. Bruce Springsteen, le radici della musica. We Shall Overcome, il nuovo album di Bruce Springsteen. Sai che Dell è la prima azienda produttrice di PC al mondo e poi costruisce il tuo computer su misura. Consulta i nostri esperti per un computer adatto alle tue esigenze. Questo mese puoi acquistare un Dell Dimension 1100 con schermo piatto, 19 pollici antivirus McAfee per soli €529, incluso il processore Intel Celeron D. Dell non vende nei negozi, quindi non dovrai pagare prezzi da capogiro. Chiama l'800 016 016, 800 016 016 o visita Dell.it/radio. È una vera rivoluzione. Con Mutuo Macquarie tutto cambia, perché il risparmio non è solo il tasso di interesse basso. Oggi c'è Mutuo Macquarie, un modo nuovo di vivere l'esperienza del mutuo e di risparmiare. Rimborsando in anticipo risparmi interessi e riduci la durata del tuo mutuo. E in più puoi riottenere quanto versato in anticipo alle stesse condizioni del mutuo. Chiama il numero verde 800 480 480. Garantisce Macquarie Bank, la banca australiana specializzata in mutui casa. 800 480 480. Consulta i fogli informativi presso le filiali di Macquarie Bank. Uliveto e Rocchetta, acque della salute, sono molto utili al tuo benessere. Uliveto ti aiuta a digerire meglio e a vivere in forma. Rocchetta ti depura da scorie ed elimina i liquidi in eccesso. Perché? Su acquedellasalute.it troverai i lavori scientifici di autorevoli università sulle loro proprietà salutistiche. www.acquedellasalute.it. Così come ognuno di noi ha un corpo unico, c'è qualcosa che ognuno di noi, solo lui, sa fare nell'universo di unico, di irripetibile. La voce di Raffaele Morelli, dal nuovo CD del benessere, in edicola con Rizza Psicosomatica. Rizza con il CD, 2 strumenti unici per regalare più benessere alla tua vita. Viva Radio 2. Assiepati sugli alberi spogliati si fanno compagnia, restano in disparte come foglie secche pronti a andare via. La primavera arriva come un acquerello, tinge casa mia, voglia di giocare e di respirare gli attimi che vanno via. Ed io mi sento un po' a metà. Domenica e mi sento bene. Domenica andiamo al mare. colorate
innamorate per la festa in piazza mettono allegria. Un fuoco d'artificio scoppia all'improvviso, i bambini guardano su. Mio padre mi protegge, mi tiene stretto stretto, vorrei restare qui. Poi si va a dormire fino alla mattina, si sveglia la città e un altro giorno arriva già. Domenica e mi sento bene. Domenica andiamo al mare. Domenica e mi sento bene. Domenica andiamo al mare. Allora, forza, vogliamo ballare tutti a posto? Eccola qua. Tutti a posto? La sala prove di Amici di Maria De Filippi. Sento già il coreografo e Catello che si stanno allenando. Eccoli, i ragazzi. Sì, va bene. Sì. Gambettate come delle puledre in calore. Gambetta, voltate le gambe al petto. Adesso muovetevi armoniose come un branco di giovente. Forza Baldini, Sì. ascolta quello che dico. No, io la sto sentendo. ma Giovenca, non devo ora rispondere io. ruminate. E ora sudate. Adesso basta. Forza, basta. No, non s'arrabbi. Adesso andate tutti a fare dei dolci, ma proprio tutti. Tutti tranne uno. Provo a indovinare? Bravo Catello, che hai già indovinato. Senti, ti devo parlare. Parlami. Sai che non vincerai la prossima sfida contro Arion? Perché? Perché in danza classica non sei ferrato. Ho parlato con Chico Sfondrini e Peppino Cera. Mi hanno detto che non sei abile nella spaccata. In effetti sono un po' Voi maschietti non siete bravi come le donne a fare le spaccate. Ma perché? Perché voi uomini avete lì in mezzo quella quella specie di paccottiglia. Capisci? Quella piccola paccottiglia. Senti, piccola ce l'avrai te, Non è vero, vuoi vedere? Mamma mia, ma perché non me ne sto zitto? Vabbè, che facciamo per rimediare? Devi ampliare la tua apertura gambale. In poche parole, devi imparare lo scosciagalletto. Questo nome qua non mi piace. Dai, inizia ad abbassarti, forza. Allarga queste gambe. Sì. Scivola verso basso. Ma così mi rompo in due, scusa. Preferisci che ti spezzino in due Peppino Cera che Cosfondrini? No, vabbè, andiamo avanti. Allora, adesso ti monto sulle spalle e ti faccio fare la spaccata fino a terra, ci sei? Allora, 1, 2, 3. Cosa è successo, Catello? Mi hai fatto male, mannaggia. Ho sentito come un rumore di noci rotte. Che c'è? Non temere che te le sistemo io, vieni qui, mio bel spacconcello. Fammi vedere il nocciolino. Aiuto! Che male, fammi vieni qui che ti rimetta nuovo. Stacchiamo, grazie. Va a finire male. Stacchiamo tutto. Vabbè. Povero Cartello. Devo fare. Sì. Volevo salutare Agostino Porretto, che è qua. Uè. Buongiorno signor Porretto, sai che è il dirigente generale dell'assessorato al turismo regione, indovina che? Tiro a caso? Sicilia. Assessore, dirigente, mi raccomando, amici, andate in vacanza in Sicilia. Io vorrei pubblicizzare la zona mia, ognuno ha la sua zona. Io ho la mia zona e da Messina, diciamo, da Messina tutto scendi giù, Santa Teresa, Letoianni, Giardini, Taormina, poi Acireale, Cicastello, Catania, Sarausa, Pantelleria. Vabbè, qui c'è la signora di Pantelleria.
così uno va lì, beve il passito di Pantelleria, quindi mi hanno regalato un bel libro, L'isola del tesoro, tra l'altro vedi, c'è disegnata, non so, anche la mappa? Sì, c'è l'epopea dei Florio, l'Illifazio, e c'è una foto con un tesoro con io che esco dal tesoro. No, scherzo. Allora, quindi invoglio veramente tutti, soprattutto c'è innanzitutto l'Italia per andare in vacanza, poi sai, la Sicilia in particolare ovviamente sono di parte, quindi grazie per essere venuti comunque, grazie di cuore, e questo libro me lo tengo tra i miei ricordi più cari. Guardate che terra mia, che terra. È uscita qualche notizia? Qualche ansia? Così, allora ieri, attenzione, ieri Provenzano è apparsa in TV al processo, soddisfazione di Biscardi che chiede anche Totorina al moviolone. Scusate, purtroppo arrivano. Sì. Poi cos'è questa notizia? Allora, l'emittente televisiva 5 Stelle Sardegna mostra che a Villa Certosa, sai cos'è Villa Certosa? È spuntata una collinetta artificiale sormontata da ulivi secolari. Sì. Berlusconi dichiara: se Berlusconi non va al colle, il colle viene da Berlusconi. Certo, giustamente. Benissimo. Allora, siamo quasi addirittura d'arrivo. Chiamiamo nonno Mike. Sì, dobbiamo chiamare nonno, il nonno, perché l'abbiamo sentito all'inizio, ma sentiamo com'è adesso, quello vero. Esatto. Quello vero, perché quello all'inizio era finto, certo, possiamo dirlo. Ecco, sentiamo Mike vero. Chiamiamolo a casa. Gli chiediamo un po' della trasmissione nuova. Pronto? Cosa fai? Parli sullo squillo? Beh, non lo so, io pensavo che magari. Allora mi avete visto su tutti i giornali? Sì. Ma ci sono più io che Prodi? Sì, è vero, abbiamo letto, domani parte il suo show su Rete 4. Uno show che ovviamente è intitolato col mio nome, lo sapete. Ma scusi, non si intitola mica Il Migliore? Appunto. Certo. E secondo te io non sono il migliore? Vabbè, senta, come funzionerà? Allora, per prima cosa, finalmente ci saranno persone adulte e non avrò più a che fare con quelle piccole cisti sebacee travestite da bambino. Mi ha chiamato? Eccomi. Io ti avevo chiamato, ma tu dormi purtroppo. Non ho sbagliato il rigo. Allora, stavo appunto dicendo che finalmente il mio studio sarà libero da tutti voi piccoli acari, va bene? In poche parole, non vi voglio più fra le balle, basta. Allora, se questa sirena si ferma, sì. Si è fermato? Allora dicevo, se è una prova per grandi possiamo partecipare anche noi, no? Ma avete visto il sottotitolo? No, come... Sfida d'intelligenza. E allora mi spieghi come potete partecipare se il vostro quotient di intelligenza è pari a quello di una trotta salmonata. Senta, ci spiega il meccanismo? Perché ride? No, così, trota salmonata, mi ha fatto ridere. Vabbè, è semplice. Allora, parteciperanno 20 professionisti della stessa categoria e una serie di prove d'abilità stabilirà chi è il migliore fra loro. Ci può fare degli esempi? Allora, la prima puntata arriveranno 20 in bianchini. Sì? Il primo che finirà di pittare la camera di Daniela avrà vinto, insomma, capito? Sì. La seconda puntata invece ci saranno 20 controsoffittatori che dovranno soppalcare la cameretta di Leonino poi ci sarà la volta degli idraulici, i parchettisti, i marmisti e i piscinai. Che sono i piscinai? Uè, il quiz è mio, le domande le faccio io, Comunque i piscinai sono quelli che mi dovranno costruire la piscina nel giardino di casa mia. Vince chi fa più in fretta, Così si fa rifare casa sua. Adesso stiamo a vedere il capello. Un set vale l'altro, perché sprecare tutta quella mano d'opera con un semplice gioco a quiz? Senta, signor Michael, abbiamo letto anche della prova finale, il gioco della gabbia di vetro. In che consiste questa cosa qua? Beh, semplice. Tutti quelli che avranno battuto la fiacca saranno fatti entrare in una gabbia di vetro che verrà inondata con acqua marina, amici ascoltatori. Niente, verranno messi nella vasca 2 squali bianchi adulti. Ma così i concorrenti verranno tutti mangiati. Oh, gli squali li leccano. È certo che verranno mangiati, no? Non vorrai mica che la produzione paghi le spese a tutti i concorrenti, E poi, piccola zecca molesta, tu non dovresti stare qui, dunque porta la tua piccola carcassa fuori dal mio spazio vitale. No! Ormai sono qui e voglio fare dei saluti in TV. E va
bene, forza, che poi non si dica che non sono magnanimo. Certo. Ti do 30 secondi. Sentiamo. Forza. Allora, io vorrei salutare. Subito. Purtroppo tempo scaduto, non è colpa mia se il mio cronometro va avanti, purtroppo. Vabbè, mi sono scocciato, mi sono proprio rotto, lo sai? Sai cosa facciamo? Dov'è Mario Bianchi? Sono qui, Mike. Vieni qua Mario, mi sono scocciato. Sai cosa facciamo? Andiamo di sotto da Mastrotta, che sta facendo le telepromozioni, mentre registra gli stacchiamo la spina della telecamera, così quando finisce deve rifare tutto da capo. Cosa ne pensi? Grazie. Ok, Mike, andiamo. Va bene, allora andiamo a divertirci. Grazie, signor Mike, arrivederci. Ale, sentiamo se ci sono gli spostati in giro per il mondo. Lasciali stare, che adesso li chiamiamo dopo. Allora fai i saluti che poi salutiamo gli ospiti. Sì, allora salutiamo Fiorello, eccolo. Ciao, Marco Baldini, il maestro Enrico Cremonesi con tutti i suoi musicisti, Massimo Pacciani, Carmelo Isgro, Antonello Corraduzza dentro il montapecore. Poi i nostri tecnici Pino Berardi, Paolina Brai, Sasà Bellistri e il nostro regista, eccolo là, nonché infermiera che urla, Marco Lolli. Elisabetta Farina, Alessandro Provenzano in redazione, Marco Luic al backstage, al sito internet, poi ancora Marina Mancini che è la nostra mamma, gli autori Bozzi, Cassini, Di Risio, Tabbia. Bene, allora volevamo ringraziare innanzitutto Mahler, che ci ha cantato da Dio la canzone sperando in gran successo, Max Biaggi che tra l'altro era anche accompagnato dalla Eleonora che mi sopporta, qua dalla Eleonora aspetto, Pedrone, che è lì l'amica di Emilio Fede. Ma qua, come fai a lavorare? Come fai? Dai, su. Non ho capito, scusami, cosa dicevi? No, dico l'amica di Emilio Fede, insomma. L'amica, insomma, a livello lavorativo, sì. Certo, ci mancherebbe altro. Professionalmente parlando. Facciamo un po' di gossip. Dimmelo. Dai, forza. Biaggi, Pedron, matrimoni in vista, siamo signorini, matrimoni in vista. Risponde Biaggi, passa parola. No, lo devi domandare con la voce di Mike. No, ma voglio dire, perché pare che tu, Pedrona. Dica. Scusa, ti sposeresti con Max? Di la verità, qua. Ma non può dirla adesso. Come no? Invece sì. Fai finta che sia il prete, tu ti sposeresti? Ma non vogliono saperlo, vero? No. Se lui te lo chiedesse. Allora aspetta, facciamo così, un passo alla volta. Facciamo che prima lui me lo chiede e poi io rispondo, vai. Okay. Chiediglielo, vai. Glielo chiederò. Sì. No, ora. Sì, Non ce la posso fare. No, perché sono intimo, faccio fatica adesso, lo sai, non ce la posso fare. No, basta che tu dici, scusa, allora, Ele? Vuoi della droga, qualcosa? Può aiutare. Ele? Mi sposi? Così, vediamo che succede. Eleonora, per finta, Sì. Mi ami? No, mi ami sembra una pubblicità. No, non mi viene adesso. Ma proprio c'è allergico. Non credi all'improvvisazione. Non ce la fa. Prima siamo detti amarsi sempre, sposarsi mai, però un giorno uno cambia idea, no? Ma chi l'ha detta sta Tu cosa? Lo dicevi. Sembra una canzone di Venditti. Amarsi sempre, sposarsi mai. Allora quella, amici mai, per chi si cerca come noi non è possibile sposarsi mai, per chi si cerca come noi irraggiungibile. Era un po' alta, però l'ho fatta lo stesso. Va bene, allora quando vi sposerete. È la sua canzone preferita. Non sarebbe, davvero? Esatto. Non sarebbe male un bel matrimonio sulla moto, correndo, fantastico, sì. bello, con Don Mazzi su una cagiva. No, sul sidecar. Sul sidecar. E loro che urlano fantastico. testimone Valentino Rossi, sarebbe meraviglioso. La foto del matrimonio, la foto del matrimonio sono gli autovelox. Bravo. Sta prendendo qualche colpo Baldini, ragazzi. Se comincia a fare queste battute sta invece perdendo. Invece di lanciare i fiori, che cosa devo lanciare? A posto dei fiori, buloni, catene, cose varie. Siete una bella coppia, ragazzi. Speriamo, non vi lasciate, non fate come quelli che poi dopo leggi, vedi le foto sui tagliate giornali, a metà, no? tagliate a metà, tutte
È vero. Tutte divise. Prima, poi, no? Con signorini che arriva lì e fa. Allora si sono lasciati perché è successo questo, è successo quell'altro. E perché io vi dico perché lui e lei quel giorno che c'ero io. E poi va andata uno mattina. Allora, ma che se Baggio? No, Biagi. Ma che se Biagi. Baggio? No. Ho detto Biagi. Bene, Biagi, parliamo sì. con il nostro avvocato. Sì. Avvocato, Sì. ci vuole dire qualcosa? Bene, allora sono io, giurato. Sì. Lei Sì. chi è? Baldacchio, Baldini. Baldune, Dini. Baldrucco. Vabbè. Purtroppo so giurato. Dico cazzate dalla vabbè, mattina alla vabbè, sera. vabbè. Saluto Striscia la notizia che sono cazzate. Grazie, arrivederci. Vi volevo salutare tutti quanti. Grazie. Viva la Rodia! La Rodia! Radio. Dove stiamo? La radio, la Ridia, la Ridia. No, Bella, la Ridia, certo. Bello questo tivolo. Tavolo. Ah, tavolo. Mi dispiace. Questo come si chiama? Il labbro. Libro. L'obbro. Libro. Ah, un Con la libro. I, sì. Bene, so giurato. Posso permettermi queste altre? Dov'è mia moglie? La Vergara. Vergara, dove sei? La chiama Vergara. Sì, sua la moglie. chiamo del cognome perché oggi sono un po' scordinato. Dov'è mia moglie? Portatemela, sono scordinato. Non riesco a mettere in fila Perché due lei parole. Cazzate, sono io, so giurato e ho giurato fedeltà ad Antonio Ricci. Ecco. Io lavoro per lui, mica lavoro per la Rai. No, certo. Bene. Allora, vabbè. Balducchio. Baldini. Ah, Baldini, scusi, sempre io lì. purtroppo mi sbaglio sempre. Come si chiama questo? Campato? Campito? Come si chiama? Ah, computer, scusate, non mi vengono. I vocaboli purtroppo sono dislessico. Oggi dico qualsiasi cosa. Chi è? La cantante, strappa i fogli. No, perché i testi, strappo tutto. I spostati, dove state? Ci Pronto? sono? Pronto? Pronto? Spostati? Li hanno spostati? Io ci sono. Pronto? Ci siete? Li ha spostati, va bene. Oggi Spostati non ci c'è sono. state? Sono morti. Non ci so. Bene. Non c'è stati li ha spostati? No, niente. stanno correndo. Sì? Stanno correndo per arrivare a postazione. Erano in bagno tutti e due, In Bogna. Dai. In Bigna. Niente. In Begna. Bagno. Ah, scusate, purtroppo so giurato. Non ci sono, grazie. Grazie a Arrivederci a tutti. voi. Ciao. Ci sentiamo domani. Allora spostate, andatelo a piangere. No! Grazie a Luca Giurato. Ciao.